Presidente, una lezione oggi per parlare di accoglienza anche col prefetto Lauro Lega. Ma noi avevamo voluto che ci fosse questo incontro col prefetto perché già alcuni mesi fa il prefetto ha incontrato il volontariato in un'occasione che era quella della sottoscrizione del protocollo d'intesa che prevedeva alcune modalità circa l'utilizzo dei richiedenti asilo in attività socialmente utili. Abbiamo poi ritenuto che, visto che il tema è un tema sempre caldo, che ci fosse un'altra occasione di incontro sotto forma di lezione che potesse in qualche modo dare modo ai volontari, al volontariato in genere, di comprendere meglio il senso di quello che sta capitando. Qual è il futuro che ci dobbiamo aspettare per l'accoglienza nel Trevigiano? Ma io sono di quelli che non è preoccupato. Recentemente il professor Ambrosini, che è un esperto di flussi migratori, ci ha detto che in Italia ci sono 5 milioni di migranti. Di questi 5 milioni solo 1.800.000 viene dall'Africa. Gli altri oltre 3 milioni vengono dai paesi dell'Europa, non comunitari evidentemente. Ma nessuno si preoccupa che abbiamo 500-600.000 ucraini o che abbiamo i moldavi. Di questi non si preoccupa nessuno, mentre gli altri, siccome hanno un colore della pelle diverso, c'è tutta questa preoccupazione. Io credo che non c'è in corso un'invasione, c'è solo bisogno di avere in qualche modo attenzione a far sì che la nostra legislazione si adegui alla situazione e che le persone normali colgano questa occasione per dimostrare di essere accoglienti rispetto a persone che hanno evidentemente grandi problemi nei loro paesi. Ma a livello pratico-logistico, secondo lei l'accoglienza è sempre possibile? Io credo che sia ancora possibile, soprattutto se nella nostra provincia i numerosi comuni che attualmente fanno un'opposizione di principio, prevalentemente di natura politica, si rendessero disponibili a fare questa accoglienza. In provincia di Trino ci sono oltre 90 comuni, se ne collocassimo qualcuno in ogni comune il problema non sussisterebbe e non sussisterebbe ancora di più se dessimo in qualche modo attuazione a quel protocollo che prevede che in attesa che sia definita la loro posizione giuridica si utilizzino in attività di utilità sociale. In quel caso i migranti sarebbero accolti meglio di come non sono accolti adesso e sarebbero utili alla nostra comunità. Quindi secondo lei l'hub di Volpago del Montello che si sta verificando in queste ore è un'accoglienza corretta, giusta secondo lei? È corretta e giusta, io non so lo stabile come sia, suppongo che dovranno rimetterlo a posto, però penso che per esempio sul Montello se i comuni di quel territorio volessero in qualche modo pulire il sottobosco del Montello sarebbe una grande occasione per utilizzare i migranti. Allora se la giriamo in termini positivi abbiamo evidentemente occasioni da utilizzare, visto che sono qua non c'è altra soluzione che impiegarli e farli vedere alla gente. Quelli con cui ho parlato io, fra l'altro, sono tutta gente che è sufficientemente istruita. Non arriva qua evidentemente la peggior cosa dell'Africa, arrivano qua normalmente le persone istruite. E come i nostri migranti sono andati all'estero e hanno visto le famiglie sacrificarsi per mandarli in Brasile o in Sud America, altrettanto fanno le famiglie africane, si sacrificano e mettono nelle condizioni di mandare qua i loro evidentemente familiari, sperando che possano portare un contributo utile anche a loro. Ricordiamo che le rimesse dei migranti italiani sono state un grande contributo alla ripresa economica del nostro Paese.